liceo scientifico è una scuola che punta moltissimo l'attenzione sulle discipline scientifiche che sono il motore dei progressi di oggi e in particolar modo permettono agli studiosi di dare risposta a tutta una serie di curiosità. Sicuramente l'aver studiato qui al Flaminio, inteso come sia gli insegnanti sia le materie studiate nel mio percorso di studi, mi hanno permesso di avere uno spirito molto critico nei confronti delle scelte e quindi un approccio matematico, un approccio critico nelle scelte della vita. Ho trovato sicuramente degli insegnanti molto preparati. Questo mi ha dato la possibilità, insomma, di trovare piacere anche nello studiare materie che inizialmente sicuramente magari non mi erano molto affini. Mi ricordo le tantissime amicizie che ho stretto qui, che mi porto dietro fisicamente e nel cuore. E poi mi ricordo tantissimi aneddoti legati in parte alla mia istruzione, perché ho imparato tantissimo, e poi anche legati alle figure di riferimento, che io qui ho trovato, importanti figure di riferimento. Ho tanti ricordi, soprattutto ricordi belli, perché ho avuto una buonissima classe, abbiamo legato molto e c'era una bella atmosfera anche con i professori, quindi sì, in generale è un gran bel ricordo delle superiori. Il clima che avevamo instaurato tra i compagni di classe è rimasto e infatti molto spesso ci ritroviamo anche finiti i 5 anni, quello sì. Le materie importanti sono naturalmente quelle del settore scientifico, dalla matematica che fa da supporto a tutte, alla fisica, la chimica, la biologia, l'astronomia, quindi in generale le scienze della Terra. Sono materie che guidano nello sviluppo delle conoscenze nei giorni d'oggi. Adesso sto facendo matematica e quindi sicuramente la parte scientifica dei miei studi qui al liceo mi ha aiutata prevalentemente perché ho avuto degli insegnanti molto bravi che mi hanno dato il metodo con cui adesso studio e con cui mi trovo assolutamente bene, perché è il metodo corretto. E poi anche tutta una sfera che non è scientifica ma che è umanistica e che io ho sempre trovato meravigliosa e che di sicuro non abbandonerò. La parte umanistica non può mancare, perché la parte umanistica è il supporto dello sviluppo della civiltà umana. Il linguaggio ci ha garantito possibilità di comunicazione, ci ha garantito di abbreviare i tempi delle conoscenze, quindi è importante l'attenzione all'aspetto storico, all'aspetto linguistico, nelle sue sfaccettature, letterarie, artistiche, perché i linguaggi sono di varia natura. Quando mi sono iscritto allo scientifico l'ho fatto perché in un certo senso mi piacevano un po' tutte le materie, quindi volevo portarle avanti tutte. Se c'è una materia che forse ha influito maggiormente sulla mia preparazione come persona a livello umano è, credo, la filosofia, nel senso che mi ha davvero dato la capacità di sviluppare strumenti critici per capire meglio la realtà che mi circonda, per approcciarmi anche in maniera diversa magari allo studio e in generale alle varie situazioni della vita. Gli insegnamenti che ho ricevuto sono stati molto utili e diciamo che in prima battuta lo vedo soprattutto adesso, i primissimi mesi dell'università, perché studio fisica a Trieste e vedo già come la base di matematica e di fisica che abbiamo fatto al liceo mi aiuta molto e diciamo che sono a un livello un pochettino più alto rispetto agli altri miei compagni che si devono fare una mole di lavoro in più durante l'estate perché tante cose non le hanno viste a scuola. Di sicuro la materia che mi è piaciuta di più è scienze, visto che adesso sono andata a fare medicina e mi ha spinto verso l'indirizzo, ecco. Del percorso di scienze ho trovato particolarmente utile la parte di chimica, poiché ho deciso anche di studiare medicina, adesso ritorna molto utile e ho avuto anche un professore che era molto appassionato della materia, quindi insomma l'ha fatta piacere per quanto sia complicata. Le materie che si studiano in questa scuola sono materie che per quanto mi riguarda sono appassionanti, perché c'è tutto l'aspetto scientifico delle scienze naturali, della chimica, della fisica e quello che insegno io dell'informatica, per cui io
remo per questo settore, nel senso che è stata la mia professione per molti anni e adesso cerco di infondere questa passione che ho. Io adesso frequento il corso di laurea in medicina e chirurgia all'Università di Trieste. Avendo frequentato il liceo scientifico opzione scienze applicate, posso dire che le materie di indirizzo quali biologia, chimica, fisica e matematica risultano alla base del mio corso di studi. I nostri ragazzi sono ragazzi che sicuramente hanno curiosità, sono, almeno per quanto riguarda il mio indirizzo, legati dalla passione per le scienze, per la matematica e metà di loro soprattutto per l'informatica, per cui vengono a lezione e sono stimolati dal vedere, conoscere, e la passione è quello che li lega, diciamo. Il Flaminio in particolare è una scuola che ci dimostra che si è creato un legame, anche direi affettivo, nei confronti dell'ambiente in cui si sono trascorsi 5 anni importanti della propria vita. Io vedo che la gente che è qui non si sente a scuola, si sente un po' come essere in famiglia. Scegli questa scuola se davvero ti appassionano le materie scientifiche, ma soprattutto se hai voglia di fare, voglia di studiare e insomma vuoi avere un'eredità per il tuo domani molto varia. Si riceve comunque un'ottima istruzione, bisogna impegnarsi, però ne vale la pena, nel senso che i professori riescono a dare tutto il possibile per far sì che lo studente riesca a raggiungere i suoi obiettivi e riesca anche a trovarsi bene a livello scolastico. Il liceo scientifico è proprio l'indirizzo giusto, perché ti apre un ventaglio, finito il percorso di studi, molto vario, soprattutto perché è a 360 gradi. Al di là dello studio che uno va a fare, che qui è veramente universale, è l'ambiente che fa crescere e che fa sentire uno proprio a suo agio.